Scatman's World. Siamo su PES 2013. Allora ragazzi, mi avete chiesto di migliorare il livello di difficoltà. Ragazzi no, sapete che io non sopporto giocare con livelli di difficoltà del cazzo. Deve solo avere un po' di pazienza. Appena devono salire le abilità del giocatore e poi dominiamo. Comunque 4-2 in Coppa Europa League contro il CSK Mosca, molto bene. Vediamo la classifica adesso. Turno di riposo per il Comendone, sono contento. Classificas, siamo primi adesso e manca una partita però che sboro 10-19 contro il Getafe, decisiva ragazzi. Ok, classifica gol, vediamo il Falco è a 6 e me lo godo il Falco, il veneziano sempre a 2, va bene. Ok, prossima partita contro il Valenciennes in Ligue 1 e questa la vinciamo. Dopo c'è il Lyonese. Ok, in tribuna, ma porca puttana, ecco, vedi, queste cose non le capisco. Non sono chiaramente ancora super titolare perché c'è Storivieri che sta dominando. Vabbè. Pazienza. Informazioni statistiche. Il nuovo pallone d'oro è ancora Lionel Messi, seconda guerra, terzo Diego del Wolfsburg, incredibile. Grande Diego. West Blessed Player in World. Ancora Messi, niente da fare, Messi domina. Ora Cristiano Ronaldo al Barcellona, ragazzi, me lo godo troppo. Che squadra che ha il Barça, ragazzi, vittoria in campionato contro il Valenciennes 3-1, senza il Comendone il Monaco vola. Bene, recuperiamo molti. Siamo sesti in Europa League. Oh, dai, siamo vicini alle posizioni che contano. Finalmente però, attenzione, Touré ha superato il Comendone. Ai ai ai. Momento un po' così, cazzo. Me l'aspettavo, sinceramente. Siamo contro, speriamo, scusate ragazzi, bevo un po' d'acqua perché è troppo caldo. Dalla panchina, vabbè, speriamo bene. 77 di livello, però ciò è chiaro, non ha fatto tantissimi gol. Formazione, fa il Touré. Ok. Ragazzi, secondo tempo sono entrato, 4 pali nel primo tempo abbiamo preso, una sfiga clamorosa, sempre 0-0 tra Monaco e Lione, ma 4 pali ragazzi, incredibile. Subito il Comendone che è molto incazzato ragazzi perché non ha giocato per 2 partite consecutive e una addirittura in tribuna. Vai. Dai ragazzi, dai. Dai fiori. Comunque il Comendone per Falcao mi sembra, dai, mi ha lasciato Touré. Speriamo bene. Dalla, non perderla. Buttala in mezzo, coglione. Guarda Gurkuf. Zefan. Muvemba. Gonalons. Dabo. Per Gomis. Buono, vai Touré! Il Comendone prova il tiro! Il veneziano la mette! E silenzio 1-0! Monaco 1, Olympique Lyonnais 0. Comendone, grandissimo. E porca puttana, vedi un po' di pazienza ragazzi, il Comendone, guardalo, pam, imparabile. Grandissimo veneziano. E adesso vuole la prima doppietta, porca puttana, tutto il tempo. 54esimo. Gurkuf. Gonalons. Dai che stiamo tornando, dai che il Monaco ha preso la... Vai, Touré! Il Comendone vuole la doppietta ed è la prima doppietta in carriera! Ancora lui! Veneziano, 2-0. Guardalo, bello come il sole. Mamma mia, come sono entrato in campo cattivo e cazzuto, ragazzi. Mamma mia. Touré tira e il Comendone come un falco. Eccolo qua. Pam! È arrivato il Comendone finalmente, che cazzo. Quindi forse è stato meglio per stare un po' in panchina. Mi sono riposato, la squadra ha cominciato a vincere un po', hanno fatto intesa e 2-0 con Lione e silenzio e ciao. Poi il Comendone è scatenato, vuole la triplettona comendiana, vuole il triplettone, passala di più Comendone, non gasarti troppo, attenzione, un po' di fortuna, vai Comendone, vai di tripletta, offside comendiano, peccato. Lopez,
per il buon Gomis. Vai, va dal veneziano oggi in una forma iper mega galattica. Occhio ragazzi, siamo in do. Vai, Comendone passa da molto bene. Il Lione non c'è proprio oggi in campo. Il Lione non c'è. Il Lione non c'è. Passa, là c'è il 3-0. Rivière. Mamma mia, oh. E oggi il Monaco sta leggerissimamente dominando. Gomis per Gourcuff a Gonalons. Mugueba, Gonalons. Giocatore molto interessante, attenzione Gourcuff. Mamma mia che Monaco. Mamma mia che Monaco oggi, non mi sembra vero. Il Comendone la mette in mezzo. Per Touré, fuori. Ragazzi, chiaramente non ho abbassato i livelli di difficoltà, solo che finalmente cazzo stiamo giocando. Bisogna avere pazienza ragazzi con questo gioco qua, con questa modalità. Non è facile all'inizio. No, che cagata che ho fatto. No, non sta a far oh, che culo, che culo. Questa è la partita della vita, Il Comendone prova il tiro. Tira! E c'è il fuori. Mamma mia come... ma anche... Ragazzi, anche nel primo tempo 4 pali ho preso, ricordo, 2 con Falcao. Cioè, proprio questa è la partita che dobbiamo dominare, ragazzi. Dobbiamo dominare. Gonalons. Niente, siamo troppo più forti oggi, ragazzi. Oggi posso fare sì la tripletta. Gourcuff, Johan Gourcuff. Gourcuff, ciuff per Lisandro. Lisandrone, attenzione, Gomis. Calcio d'angolo. Adesso prova a attaccare l'Olympique Lyonnaise. Gourcuff per Gonalons. Attenzione, prova il tiro! Fuori. Ragazzi, il Barcellona con Cristiano Ronaldo e Messi sarà dura a battere, no? Vai. Benissimo, vai Comendone. Ah, peccato. È finito il momento magico, Lisandro per Gomis, ai potrebbe essere il 3-1, Gomis! Parata del portiere, molto bene. Gourcuff. Reazione rabbiosa del Lyonnaise. Vai Comendone, buono. No, sbaglia Touré però. Attenzione il Lione, prova con Lisandrone, si è svegliato il Lione al 70esimo, Lisandro per Gourcuff, c'è il palo del Lione, un po' fortunati anche in questo momento. Adesso mi sto guardando le prove libere del GP di Ungheria, quanta amore in Ungheria ragazzi, mamma mia che roba. Vai Comendone, bravissimo, ma che pacco, altro che bravissimo, rincoglionissimo Gourcuff. Johan per Lisandrone. Occhio a Lisandro, bravi. Vai Comendone, inventa il capolavoro. Molto bene. Vai Comendone. Ha preteso un po' troppo, volevo la tripletta, va bene, dai. Accontentiamoci che i 2 gol Gomis, attenzione ancora solo. Gomis. 3-1. Il Lione rimonta, ragazzi. Stiamo giocando male adesso, vedi, basta un attimo. Vai. 3-1, ma mancano 5 minuti, ormai la partita è nostra, dai ragazzi. Dai che voglio il triplettone. No, ho sbagliato tasto, che pippa obesa. Gonalons. Bravo Comendone, molto bene. Ah, Dabo recupera la grandissima però Lisandrone per Dabo. Il Lione ha veramente una reazione furiosa negli ultimi 15 minuti. Dabo. Zefane. Muemba. Bravi. Dai che vittoria. Dai che andiamo a vincere, molto bene. Bravo Comendone. Peccato. E si va a vincere 3-1 e silenzio ragazzi. Il Monaco c'è. Migliore in campo veneziano con 7-5 e si gode.
Mamma come godo. Speriamo in una sconfitta del PSG per rientrare. Vediamo il PSG. Ha vinto, porca puttana. Siamo quarti però a 29 punti. Però meno 11 dal PSG, ragazzi. È veramente duro. Il PSG è fortissimo, fioi. Ragazzi, Il danese per 2-1 contro il Genk. Turnover Kumendiano. Non capisco. Sinceramente, che voleva fare il turnover. L'allenatore forse era sicuro. Comunque abbiamo vinto 2-1. Siamo qualificati e forse anche primi. Vediamo. Europa League classifica. Monaco primo posto. Grandissimi. Monaco e Getafe. Nell'L Dinamo Kiev e Videoton, Hamburgo e Saint-Étienne, l'Inter fuori. Queste non sono proprio bruttissime notizie, no? Dai ragazzi, scherzo che poi gli interisti mi spaccano il culo. Dai, siamo cugini ragazzi tra interisti e milanisti, c'è solidarietà, non facciamo acquisti, fermo a cagare. Quindi un po' di solidarietà tra cugini, visto che comunque Milano è la città più forte a livello calcistico con ben 9 Champions League. Una delle due ne ha vinte 7, ma non mi ricordo chi. Vabbè, andiamo raga. Napoli e Borussia, Tottenham e AZ, Braga e West Ham, Schalke e Everton, Atletico fuori, attenzione, Valencia e Anderlecht, il Catania e Feyenoord, grande Catania, fiori, Hoffenheim e Chelsea, Leverkusen e Fiorentina, grande fiore, Benfica e Newcastle e ciao. Vediamo la classifica gol, Falcao domina 8, mamma mia Falcao me lo sto godendo, qua vinciamo Europa League, Champions League, vediamo un po' la Champions. Allora, nel gruppo A, Reale Liverpool fuori il Lione. Nel gruppo B, Manchester City e Athletic Bilbao, scusate. Nel C, Milan e Galatasaray, bravo Milan. Nel D, PSG e Genoa, grandissimo, le italiane dominano, Arsenal e Barcellona, vabbè chiaro. United e Marsiglia, Juventus e Wolfsburg, complimenti alla Juve, Bayern Monaco e Porto. E basta. Ok, vediamo la classifica gol qua, domina Agüerotto, grande Agüerotto. Ok ragazzi, andiamo, adesso siamo contro chi cazzo siamo? Contro l'Ajaccio in Ligue 1. Ok ragazzi, il tempo vola, siamo nel 2013, ho deciso di giocare dall'inizio, ma con me. Oh, con Falcao, qua vinciamo di brutto, me lo sento. Vai in mezzo, vai in mezzo, vai in mezzo, vai in mezzo, vai Falco, Radamel, Falcao, 1-0, grande Falco, grandissimo, Kratos. Grande vittoria pesante. 7, veneziano migliore in campo comunque, grandissimo. Il veneziano domina, cazzo. 1-0 il PSG. Ha pareggiato, calma. Ragazzi, siamo quarti a meno 10. Siamo lì. Sagbo, ai ai ai, bruttissima questa. E c'è il gol dell'Evian. Porca puttana. Finta molto molto brutta. Non ci voleva proprio. Dio santissimo, che sfiga però. Al primo tiro. Vai, rispondiamo da campioni subito. Rispondiamo da campioni. Non ci credo! No! Non ci credo, palo. Traversa, palo. Linea. Che sfiga, cosa avevo tirato. Non ci credo. Non ci credo. Monaco PSG. Mamma mia, è dura, Ibra contro il Comendone. Alla Thiagone Silva, mamma mia, le dura. 10 punti di vantaggio del PSG, ma se vinciamo andiamo a meno 7, tutto ritorna possibile. Vai. Il Comendone prova il tiro della vita. Proviamoci, chi se ne frega. Verrattino, attenzione a Verrattino per Lucas Moura, ai subito inizio del PSG. Pastore, calcio d'angolo. Vai che vuole la vittoria con il gol di prestigio contro i parigini. Dai Falco, bravissimo Falco, Dalla, buono. Buttala in mezzo, regalami il sogno, vai Comendone, fuori col sinistro. Vai Comendone, bravissimo. Falcao, no! Rivière, 1-0 Monaco, grandissimi.
grandissimi, grande Rivière. Lucas Moura, Verratti, Thiago Silva, Matuidi, adesso Pastore, buttala via, grande, vai Comandone. No, ho sbagliato, che pippone, che pippone. Ed è finita, ragazzi, un grandissimo 1-0. Meno 7 del PSG, grandi. Migliore in campo veneziano comunque, anche se non segno, si domina. E mi ha dato l'assist, grande. Siamo quarti, madonna, meno 7, grande. Buono, raga, prossima partita, no, se c'è le vacanze di Natale, bene. Migliore in campo, ok. Buono, raga, allora siamo messi bene in campionato, il Commendone è ripresa, un saluto del Commendone veneziano. Commenda veneziano, lo youtubers italiano. Commenda veneziano, lo youtubers italiano.